Euroregione.news. Aspiag Service, il bilancio dell'impegno. Un anno difficile il 2020 per un virus pandemico che ha tolto vite e dissestato l'economia, ma non è stata disfatta totale. Certi limiti non potevano essere superati per la sopravvivenza stessa dei bisogni primari delle persone e così certi settori dell'economia si sono ritrovati privilegiati per necessità rispetto al tracollo di altri, ritrovandosi addirittura a crescere, investire, a dare lavoro. Rispetto a contesti che fanno rabbrividire tanto sono in crisi, i numeri del bilancio di Despar, un big player della grande distribuzione organizzata, sono significativi. A presentarli il vertice di Aspiag Service, che opera tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna ed è una delle 7 aziende del consorzio Despar in Italia, che a sua volta fa riferimento al gruppo austriaco Spar, titolare dei marchi Despar, Eurospar ed Interspar, presente in 9 paesi, con un fatturato di 16,6 miliardi di euro a livello globale e 90.000 dipendenti. In Italia il consorzio Despar è presente in 16 regioni con 1.400 negozi con 3,9 miliardi di fatturato, come ha ricordato il presidente di Aspiag Service Harald Huntley, sottolineando anche i riconoscimenti ricevuti. È un anno difficile, l'azienda comunque ha cercato di fare quello che fa sempre, ha cercato comunque di creare più valore possibile. È stato anche comunque un anno di riconoscimenti, Despar è diventato un marchio storico di interesse nazionale. Come ha dato questo anno, nuove abitudini di consumo, boom dell'e-commerce alimentare, questo anche noi ovviamente abbiamo garantito come servizio. E sulle strategie del gruppo? La strategia si basa su un'attenzione all'ambiente e al territorio. Noi vorremmo inserirci al meglio possibile dove operiamo. Vogliamo ovviamente valorizzare i nostri collaboratori che ovviamente dopo portano a una grande soddisfazione del cliente. Questo crea risorse finanziarie che ci permettono a investire in aperture e anche ristrutturazioni che migliorano ancora di più i punti di vendita. I risultati 2020 esibiti nel bilancio da Aspiag Service riguardanti l'attività nelle 4 regioni italiane dove è presente indicano un fatturato al pubblico di 2 miliardi e 434 milioni, pari ad un incremento rispetto al 2019 del 4,7% e un più 5,3% nelle vendite, che producono 38 milioni di utile, pari al 19,5% di incremento percentuale. Nel 2020 Aspiag Service ha investito 96 milioni di euro con l'apertura di 19 nuovi punti vendita che hanno portato la rete a 570 esercizi commerciali, tra quelli a gestione diretta e gli affiliati, mentre alla rete logistica, che conta 9 piattaforme e 4 direzioni regionali, si è aggiunto il nuovo polo AgroLogic da 47.000 metri quadrati coperti a Monselice ed è stato avviato il nuovo centro dedicato alla lavorazione della carne e dei salumi, la cui inaugurazione è prevista per settembre 2021 e che porterà l'area a 320.000 metri quadrati. Tra le opere importanti al servizio dell'area e del territorio a cui Aspiag partecipa è la costruzione del casello autostradale a Monselice. Nei prossimi mesi sarà anche pronta la piattaforma Castel San Pietro in Emilia Romagna al servizio di oltre 80 negozi presenti nella regione. Tra i dati positivi, Aspiag ha visto crescere la vendita dei prodotti a marchio, che rappresentano ora il 25,6% dell'intero fatturato. Sui driver di sviluppo che orientano Aspiag Service, come anche tutto il gruppo, queste le parole dell'amministratore delegato di Aspiag, Francesco Montalvo. I driver di sviluppo sono la sostenibilità e l'innovazione, il recupero e la riqualificazione. Noi siamo concentrati a sviluppare concetti di sostenibilità che si raggruppano su macro mondi che sono quelli della salute e del benessere, un lavoro equo e duraturo, consumo e produzioni responsabili. Segni più anche nel lavoro, con collaboratori e collaboratrici aumentati di 281 unità, portando il numero a 8.517, di cui il 65% donne e con contratti a tempo indeterminato pari al 91% del totale. Dato interessante è il bassissimo livello di turnover, intorno al 3%, che indica coloro che lasciano la famiglia Aspiag.
Nelle 4 regioni italiane dove opera, Aspiag ha raggiunto l'11,45% della quota di mercato nel proprio settore, con una rete di esercizi commerciali prevalentemente piccoli o medio-piccoli, voluta così per interfacciarsi a fondo con il territorio anche attraverso la valorizzazione dei prodotti locali, con il marchio Sapori del Territorio, che raccoglie oltre 3.000 referenze a scaffale provenienti da oltre 400 produttori locali. La prospettiva è quella di investire oltre 390 milioni di euro nel triennio, e solo nel 2021 è in previsione l'apertura di nuovi 20 negozi e la ristrutturazione di altri 400 tra gestioni dirette e per affiliazione. Attenzione per il territorio che Aspiag Service coltiva anche con le iniziative di raccolta fondi, donazioni per associazioni onlus e sostegno alle attività sportive per un valore nel 2020 di 1,6 milioni di euro, mentre sul versante della lotta allo spreco di alimenti la collaborazione con Banco Alimentare, Last Minute Market e con altre 200 associazioni ha portato alla distribuzione di 2,3 milioni di pasti per un valore di 5,7 milioni di euro. Grande impegno anche nei corsi di degustazione per promuovere e conoscere i prodotti tipici locali e nei corsi destinati all'educazione e formazione per una sana alimentazione, con progetti come Le Buone Abitudini, che ha coinvolto 12.000 studenti. Oltre alle scuole, sottolinea l'amministratore delegato Montalvo, Aspiag ha messo in campo una serie di strumenti divulgativi per promuovere la cultura della corretta alimentazione e del benessere. Vogliamo contribuire a costruire cultura alimentare, cultura del benessere. Lo facciamo utilizzando degli strumenti interni ed esterni, alcuni magazine, abbiamo un blog che è Casa di Vita Despar, perseguiamo da anni il progetto Salute nelle scuole, un ultimo strumento per noi importante per creare valore e generare vantaggi ai nostri clienti è la nostra applicazione Despar Tribù, dove la nostra azienda costruisce valore e offre valore non solo attraverso la convenienza dei nostri prodotti, ma anche attraverso la costruzione di quella cultura anche alimentare di cui noi vogliamo essere sempre portavoci. La pandemia è stata affrontata sotto l'aspetto della sicurezza con ben 8,6 milioni di euro di investimenti per l'acquisto di materiali e presidi sanitari. In Friuli Venezia Giulia sono stati sfiorati nel 2020 623 milioni di euro di fatturato con investimenti per 11,2 milioni di euro e sono stati aperti 3 nuovi punti vendita che hanno portato il numero di collaboratori e collaboratrici a 1967 unità. Grande anche l'impegno nella responsabilità sociale d'impresa, con raccolte fondi a favore di ospedali, con strumenti informativi contro il bullismo e le truffe e sul ruolo della protezione civile e sulla conoscenza ed approccio consapevoli ai prodotti agroalimentari locali tipici, grazie all'utilizzo itinerante di un apposito track. Un bilancio positivo in un anno difficile che, grazie al privilegio di essere rimasti aperti per necessità collettiva, permette di guardare al futuro dando certezze ai lavoratori e soddisfazione ai clienti. Il 2020 è stato un anno positivo, molto buono. Noi siamo sicuramente tra le categorie che hanno avuto una possibilità con quello che è successo con questa pandemia. Abbiamo fatto degli investimenti importanti per la tutela dei consumatori e la tutela dei collaboratori nei punti vendita, ma questo ci ha permesso comunque di poter avere dei negozi assolutamente sicuri e di poter accogliere i nostri clienti che hanno di certo, viste anche le tipologie dei nostri punti vendita. Noi abbiamo punti vendita sotto casa e questo ha permesso ai clienti di venire a trovarci spesso e di poter usufruire del nostro servizio. Abbiamo chiuso un bilancio molto buono, questo ci permette di continuare ad investire. Aspiag ha da sempre reinvestito sul territorio tutto quello che ha guadagnato e cerca da sempre di rendere al territorio una parte di quello che il territorio gli sta rendendo. Abbiamo aperto nel 2020 3 punti vendita, Fogliano di Ri di Puglia una filiale, a Grado un giovane affiliato e a Cono dello Sassi una coppia di imprenditori che hanno deciso di fare un punto vendita di Insegna Despar. Abbiamo ristrutturato anche molti punti vendita e questo ci ha sicuramente permesso di far anche lavorare le imprese e le aziende del territorio, perché questo è per noi fondamentale. Abbiamo anche chiesto quale importanza rivestono i prodotti e i produttori locali per Aspiag. Tanto per dirle quanto è importante per Despar il produttore locale, decine sono i prodotti locali di questo territorio. Noi con questa attività andiamo a sostenere le piccole e medie aziende del territorio.
Noi abbiamo dato la massima disponibilità anche alla Regione per fare questo. C'è un progetto in Veneto che è già partito, ma c'è un progetto anche in Friuli Venezia Giulia ed è il progetto che ormai si conosce. Io sono FVG, all'interno di questo progetto la Regione andrà a promuovere anche prodotti e produttori locali e noi faremo in modo che tutto questo venga enfatizzato e raccontato a tutti i nostri clienti. Questa grande attenzione al territorio e ai suoi prodotti proviene pur sempre da un grande gruppo pan-europeo che ha la sua sede in Austria. Questo potrebbe essere un valore aggiunto per una narrativa che riguardi anche prodotti di altre culture europee. La proprietà della mia azienda è austriaca ed è ancora un'azienda a gestione familiare. Pur essendo un'azienda da 90.000 dipendenti, da oltre 16 miliardi di fatturato, è ancora un'azienda a conduzione familiare. Quanto sono presenti i prodotti a livello europeo? Sono presenti tanto quanto la richiesta del mercato lo possa permettere. Di certo sono molto presenti i prodotti a livello nazionale, sono molto presenti i prodotti a livello locale, questo sì, ma l'azienda vuole sostenere il localismo, l'azienda vuole sostenere tutte le attività a livello locale. Dobbiamo tornare alle origini, dobbiamo tornare quando si andava a fare la spesa nella bottega del paese e tutti ci si chiamava per nome e forse la signora sapeva già quello che mi serviva. Non arriveremo a questi livelli, però ci stiamo abbastanza vicini. Euroregione.news